Fondazione Radio Magica Onlus presenta Le pessivendole di Marano Lagunare. Illustra Paolo Gallina. Il mestiere delle pessivendole di Marano Lagunare è stato tramandato di madre in figlia per intere generazioni. Femmine con femmine andavano in giro di notte per la terraferma con tutto il pesce sulle biciclette per guadagnar qualcosa. Per tutto il Novecento le pescivendole hanno venduto il pescato del giorno in molte località, dalla piazza del paese a Marano, verso Castions, Pocenia, Torsa, Teor, Palazzolo dello Stella, Rivignano, poi La Tisana e San Giorgio di Nogaro e poi ancora più lontano, in Veneto, fino a Oderzo e Motta di Livenza. Hanno percorso chilometri e chilometri su strade accidentate, al buio, con un fazzoletto al collo e le calze pesanti, prima a piedi, poi con il progresso in bicicletta, con i motorini o con l'ape, se accompagnate dal marito, perché qualche volta è successo pure questo, marito e moglie insieme, per vendere il pesce e tornare a casa con qualcos'altro da mangiare, uova, un po' di pollame, farina, anche un cotechino. E tanta fatica da non poterne più. Le pescivendole, che si chiamavano Maria, Enza, Luisa, Nora, Gina, sapevano tutte nello stesso modo che ogni notte a mezzanotte sarebbero partite con il pesce che arrivava dai barconi. Con le loro grandi ceste cariche di masanette, sardelle e gamberetti dovevano sfidare il buio pedalando e se inciampavano nella notte dovevano rialzarsi e combattere contro le difficoltà della vita e se bucavano una gomma la dovevano cambiare e se avevano freddo lo dovevano sopportare. Non c'era mai tempo per la malinconia. No, non ce lo possiamo permettere, si dicevano mentre pedalavano, guidavano, scaricavano, vendevano, ritornavano. Loro avevano la forza dello stare insieme, tra donne, e del canto, e della preghiera. Erano un gomitolo di nervi e cuori che battevano all'unisono. E i mariti? I loro mariti continuavano a pescare, giorno dopo giorno, notte dopo notte, e le pescivendole continuavano a vendere, giorno dopo giorno, notte dopo notte. I mariti le sostituivano solo se malate o partorienti, perché il mestiere delle pescivendole non conosceva tregua, ma riconosceva a tutte un'appartenenza unica. Siamo tutte donne, dicevano. A volte si fanno incontri durante questo lungo viaggio, si può parlare con le altre compagne, si può gridare, ridere, commentare, ci si può scaldare con un caffè latte offerto da un cliente, si può riposare in una casa estranea, se le forze ci abbandonano. Anche se di solito le figlie sostituivano le madri, in qualche occasione le ragazze potevano trovare marito in quella zona franca che era la terraferma, dove non si spostavano solo i pesci, ma anche le speranze. E allora si abbandonava il mestiere. Le pescivendole erano donne di mondo, perché un po' di mondo nel buio della notte l'hanno incontrato davanti a quei cesti ricolmi di pesce che sguscia fuori come i fiori tra le piante della laguna. Loro un po' di mondo l'hanno visto, oltre Marano. E se del Novecento si ricordano le grandi guerre e tutti quei fatti che si leggono sui libri di scuola, qui a Marano è diverso. La storia delle pessivendole è dentro le voci di tutti i maranesi, nelle fotografie in bianco e nero sulle credenze di casa, nei vestiti lisi delle nonne che stanno ancora in soffitta, nelle parole dei racconti dei più vecchi davanti alla torre millenaria. Queste e altre storie stanno tra i ricordi di tante anziane signore che quando scende la notte
si addormentano con il sorriso, perché ora non sono più pescivendole, ma nonne che tengono i nipotini a dormir contenti accanto a loro, in una vita più tranquilla, mentre l'alba si appoggia alla laguna. Fondazione Radio Magica Onlus ha presentato Le Pessivendole di Marano Lagunare. Tutti i racconti del progetto Smart Radio sono disponibili su www.radiomagica.org.